Amici bellini, eccoci qua a bomba sull'analisi tattica, perché abbiamo fatto tutto il post partita ieri in live, ci siamo guardati la partita in live, siamo stati 4 ore in live, 4 ore per quella bella Mauro Carmine. Infatti la voce mi sta abbandonando, ma non posso non farvi il post partita, anche perché è una goduria, le parole di Spalletti, le parole di Mazzarri un po' fantasiose, ma va bene tutto. Adesso è il momento di parlare di campo. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora amici, vogliamo andare direttamente alla lavagnetta senza perderci in chiacchiere, perché Backdemon lo abbiamo già, ovviamente questi vengono registrati a urto, qualcuno nuovo sicuramente che si sta collegando adesso. Benvenuto, io sono Valerio Fluido da New York, mi diverto a fare le analisi delle partite del Napoli, un pochino guardiamo anche le altre partite, perché ieri c'è stato un derby di Roma molto divertente, insomma ci stiamo guardando un pochino anche le altre candidate ad un posto in Europa, nell'Europa che conta. Le parole di Insigne a fine partita sono state chiare, quando Spalletti è entrato nello spogliatoio ci ha visto delusi perché dobbiamo giocare l'Europa League. Ecco, ai giocatori del Napoli non fa piacere giocare l'Europa League, volevano giocare la Champions League, quindi possiamo archiviare la situazione. Napoli sono ancora delusi, c'è ancora tanta delusione, ma Spalletti ha saputo struck le corde giuste, ha saputo pizzicare. Ecco, non volevo dire pizzicare perché poi andiamo a pizzicare, annusare il pericolo l'ha detto Spalletti, quindi si può dire il veleno, che non si deve mai parlare di veleno, quante cose ci faceva ragionare Guido Gentile, che sono 20 anni di differenza, capito che sono 20 anni di panchina di differenza, 20 anni a 20 anni ci sta qualcuno sicuramente di voi nei commenti che avete meno di 20 anni. Immaginate la vostra vita per intero, con tutte le vostre esperienze, i pianti, le gioie, le fidanzate, i fidanzati, le cose così, mettete tutta la vostra vita, tutta quella vita dedicata sulle panchine in più rispetto a Gattuso. Ma quindi di cosa stiamo parlando? Vai Spalletti e fai le cose che devi fare. Ambrabam senza dubbio, e passiamo a vedere questo 4-3-3 che poi in fondo si trasforma in un 4-2-3-1 a seconda. Però devo dire la verità che il primo tempo era un 4-2-3-1 e va bene, perché era un 4-3-3, scusatemi, e va bene perché Anghissà si trovava molto chiaramente spesso qui ad aiutare Politano, e quindi era un 4-3-3 a tutti gli effetti. Però la licenza di offendere di Zielinski, e lui ce la dice anche nell'intervista, Spalletti ci ha chiesto di andare dietro alle linee perché nel momento in cui venivano ragazzi, hanno preso Fabian a uomo. Fabian è stato straordinario perché comunque non ha sofferto più di tanto la marcatura a uomo, è stato in grado di giocare a un tocco, a due tocchi, di toccarla anche col destro, è stato anche tosto nei contrasti. Grazie Fabian, ci stai facendo vedere tutto un altro repertorio di giocate, di attenzione in campo, di aiuto dei compagni, di contrasto. Sì, molto bene. E nel momento in cui veniva chiuso e proprio specchiato lui, ecco che tra le linee i due signori mezzeali si potevano far vedere, e quindi i centrocampisti ricevevano palla dai difensori direttamente un po' più avanti, perché poi se tu ti schiacci Cagliari per non dare la profondità ad Osimhen, è chiaro che ti schiacci, e allora noi dobbiamo scendere anche con altri giocatori. Ecco perché sì, possiamo parlare di 4-3-3, però nel momento in cui il Napoli ha la palla, se andate a vedere le posizioni medie, sono convinto che una roba del genere accadeva molto spesso, anche molto spesso con Mario Rui più avanti di Insigne, che non è una cosa nuova, l'abbiamo vista anche l'anno scorso, ma con un Mario Rui qua. E Zielinski addirittura per il primo gol del Napoli finisce qui, con Anghissà che lancia, con Politano che era rimasto un po' più dietro, Anghissà lancia Zielinski e Zielinski fa tutto un taglio dall'altra parte, quindi immaginate che meraviglia. Dopodiché Insigne arriva a rimorchio, perché quando segna Osimhen, guardate di nuovo gli highlights, Insigne arriva a rimorchio nel caso la palla viene sporcata da un difensore oppure passa più indietro, c'era Insigne subito dietro. Quindi molto bene il Napoli nella costruzione delle azioni contro un Cagliari chiuso e rinunciatario, un Cagliari che voleva assolutamente fare la barricata e sperare in un errore nostro, in un autogol, perché poi non avevano creato nemmeno i presupposti. Dovevamo veramente passare il pallone indietro ad Ospina con troppa forza, che magari preso dalla sonnolenza
non la para e il Cagliari passa in vantaggio, qualche calcio d'angolo, mo ci vuole, ma veramente nemmeno i quinti hanno creato tante difficoltà, perché Marittiello lui era in grande forma, in grande giornata anche a livello difensivo. Ricordiamo un paio di colpi di testa dove anticipa Nandez o chi era per lui dall'altra parte, e addirittura momenti di grande classe, il passaggio di petto ad Ospina, la freddezza, colpi di tacco, il lancio al volo di 50 metri sui piedi di Insigne. Mamma mia Mario Rui, che stai combinando? Mi metti in imbarazzo. E insomma, andiamo a vedere anche un pochino le prestazioni dei singoli, poi nel secondo tempo si muoveranno questi tre centrocampisti. Ospina io gli devo dare il senza voto, lo sapete, io non do mai voti perché non chi sono io per dare i voti, però devo dare il senza voto ad Ospina proprio per ricordare a Walter Mazzarri che non avete combinato proprio niente, quindi calma quando si dice Mazzarri, andatevi a vedere il video del post partita di poco prima. Mazzarri proprio le traveggole, vede cose che non esistono. Di Lorenzo quindi sappiamo in questa posizione un po' più bloccata, e ci sta. Io insisto che un po' perché siamo ancora a un'ulteriore partita da titolare senza mai rifiatare. Di Lorenzo chissà se magari adesso con l'Europa avrà un turno di riposo o se dobbiamo spostarlo a sinistra. Uno dei due terzini dovrà riposare assolutamente. Comunque un Di Lorenzo molto accorto, che ha provato anche qualche sovrapposizione, ma doveva mantenere la posizione perché Mario Rui aveva licenza di offendere, diciamoci la verità, e quindi bene così, partita senza alcun problema. Rachmani ancora una volta molto pulito, molto attento. Koulibaly però è stato superiore alla norma quando lo ha dovuto fare, si è imposto su Joao Pedro con anticipi perentori, ripartenze addirittura, è riuscito anche a portarsi in avanti con precisione, non con fuffa, con efficacia, e poi sapeva quando tornare con la motocicletta in difesa. Mario Rui ha fatto una partita che non riesco nemmeno a descrivere veramente per quanto sta, io dico, overperformando. Magari avrà underperformato in altre partite dove ci è piaciuto di meno, magari questo è il vero Mario Rui non lo sappiamo, però ce lo teniamo stretto e speriamo che continui così per sempre. Anghissà penso sia l'ultimo di cui devo parlare. Fabian, ancora una partita molto molto positiva. Molto molto positiva, arriva quasi al tiro, viene contratto da un fallo al momento in cui prova a tirare così, quindi non può offendere, viene marcato a uomo, ma comunque non soffre tantissimo la marcatura, riesce comunque a smistare tanti palloni e ad entrare in molte occasioni da gol. Anch'essa ne parliamo più tardi. Zielinski, già l'assist, lo scatto per raggiungere quella palla di Anghissà che per me restava un po' lunga, vale il prezzo del biglietto. È veramente straordinario. Un altro assist per il polacco. Politano abbastanza vivace sulla sinistra, specialmente sulla destra, specialmente nel primo tempo è anche andato al cross di destro, cosa che voi sapete io amo moltissimo, e va bene così. Anghissà, dopo ne parliamo di Anghissà. Insigne corona la 400ª partita con il Napoli con un gol su calcio di rigore, per la verità intuito e toccato da Cragno, ma tirato in maniera molto potente, e quindi si piega la mano di Cragno. Insigne è un Insigne maturo anche da leader, quando richiama Osimhen dopo l'ammonizione, insomma sa quello che deve fare, e si guadagna un'altra, tra virgolette, standing ovation, quindi un'altra sostituzione che secondo me è importante. Spalletti ha individuato in questa fase far cambiare tutti quelli della davanti, no? Un pochino tutti gli attaccanti, i centrocampisti quando si può. I difensori non possono in questo momento rientrare in questa strategia, però almeno stiamo facendo riposare un pochino quelli davanti, in modo tale che siamo tutti pronti e freschi quando c'è il momento di entrare, e non li facciamo andare in ebollizione i motori, perché altrimenti poi diventa un problema. Osimhen. Allora, mettiamoci d'accordo un attimo. Io l'ho individuato l'anno scorso, dopo poche partite io dissi: Osimhen ti dà la variante tattica, perché lo puoi lanciare, gli puoi alzare il pallone e lui salta e va in contrasto e comunque lotta su tutti i palloni, glielo puoi lanciare in profondità e lui ci arriva. Osimhen sta imparando delle cose nuove con un allenatore che ha sempre lavorato bene con i suoi attaccanti. Osimhen ieri l'ho visto spalle alla porta con uno come Godin, che vogliamo parlare dell'esperienza di Godin, insomma,
considerato tra i difensori migliori al mondo all'epoca, probabilmente quando era più giovane, e adesso sta bene nel Cagliari. Osimhen mantiene il difensore a distanza, la blocca con la suola, si gira e riparte e sfida 5 avversari, 5 difensori. Poi magari arriva al tiro che può essere debole, fiacco, largo, va bene, ma nel frattempo ha impegnato 5 difensori da solo. Oltretutto ci dobbiamo aggiungere il lavoro che fa in primo pressing nella fase difensiva, che è la cosa più importante per Spalletti, perché quando Osimhen insegue 3 giocatori da solo, tutti gli altri non devono scalare, perché se Osimhen fa il primo pressing la palla finisce qua e quindi deve scalare Politano e deve scalare Anghissà, deve scalare Fabian, deve scalare Zielinski. Si può creare il buco da questa parte se un difensore ha l'idea geniale o il piede per mandare il pallone dall'altra parte, dall'altro quinto, si può creare la voragine. Se invece Osimhen, dopo aver pressato qua, riesce con 2 scatti ad arrivare anche qui, Politano non deve farlo, e allora tutti quanti restano belli in posizione, vi rendete conto? E lì non ripartono mai e stiamo belli chiusi, compatti, veloci e pronti a coprire tutti gli spazi. Eppure se Osimhen non l'ha toccata, il difensore non sa cosa fare e la perdono, la buttano in avanti a caso e Koulibaly anticipa Joao Pedro. Questa è l'importanza di Osimhen, ragazzi. Dopodiché il gol lo fa, si fa trovare bene, la prende bene, gol. Il rigore che si piglia è un rigore che viene anche lì da un movimento dove fa un movimento pazzesco, si riesce a girare in un attimo e Godin lo maltratta finché non lo deve buttare giù con 2 calci, gli tira la maglietta, calcio piede sinistro, piede destro, proprio dove fa e poi arriva l'ammonizione che per me grida ancora vendetta. Ne ho parlato ampiamente in live e anche nell'altro video sul post partita, non mi voglio soffermare più di tanto, non voglio fare cattivi pensieri, ma cercate di rispettare questo ragazzo che non merita nessun tipo di etichetta, è un grande centravanti che sta crescendo moltissimo e che noi ci dobbiamo godere, lasciatelo lavorare, dico solo questo. Petagna pure entra bene, tra l'altro, ha pure l'occasione di mettere il 3-0, purtroppo il tiro gli finisce un po' centrale e poi su un altro grande cross, credo fosse Lozano, da questa parte lo viene anticipato proprio per un attimo. Lozano che entra bene, finirà subito a sinistra con un ass sulla destra, Petagna così, dopodiché entra Elmas, ma nel secondo tempo il Napoli è più un 4-2-3-1 con Anghissà che darà una mano a Fabian, poi si alterna, Anghissà era dappertutto. Siamo arrivati a parlare di Anghissà, ragazzi, date Anghissà al Napoli e vi solleverà il mondo, perché Anghissà, partita in crescendo che finisce dappertutto, e quando poi ha il pallone ha anche l'occasione di tirare in porta, per pochi centimetri non ha preso la porta, ma quando poi ha l'occasione ti fa vedere anche tecnica, perché con la palla ferma fa un movimento sopra il pallone, doppio passo, e distorce, stavo dicendo, no? Disorienta l'avversario, quindi c'hai la tecnica, c'hai lo spunto, provi il dribbling, ma quando poi c'è da fare legna e magari il Napoli stacca la spina per un microsecondo e il Cagliari riesce a fare una triangolazione e poi spunta Anghissà e spunta qui e spunta qua e spunta qua e spunta là, e così ovviamente tutti gli altri sono più tranquilli. Il discorso di Fabian ci sta tutto, il discorso di Elmas e Zielinski, perché tutto il centrocampo se ne avvantaggia, ma anche Di Lorenzo se ne avvantaggia qui, Rachmani non deve stare in apprensione, Koulibaly, ragazzi, si è sempre parlato, no? La spina dorsale di una squadra, Koulibaly, Anghissà, Osimhen, un Napoli africano con muscoli, con tanta anche tecnica, perché Koulibaly tecnica ce n'ha, sa come mettere il corpo, Anghissà tecnica ce n'ha, Osimhen la tecnica la sta affinando, ma certi controlli non li fai se non hai tecnica, poi lo fai a velocità supersonica e quindi qualche pallone ti può sfuggire, ma va bene tutto. Io spero che questi giocatori riescano a reggere il doppio impegno e che i ricambi siano sempre pronti, perché poi il ricambio è all'altezza, perché Demme entra e mi fa piacere sottolinearlo, e quando entra Demme io mi soffermo solo su di lui, il pallone non lo vedo più e cerco di capire se sta in forma, se ha la gamba subito per giocare titolare la prossima. Demme scannerizza, guarda intorno prima di ricevere il pallone, guarda il compagno, guarda l'avversario. Demme ci tornerà utile, Spalletti lo sottolinea ancora una volta, quindi molto molto bene. Unica cosa che posso dire ad un ass, amico mio, entra sempre voglioso di spaccare la partita e va bene, però non entrare con la presunzione che te li scarti tutti,
perché può diventare un problema nelle partite poi importanti, perché adesso si gioca sul velluto, entri quando il Napoli è già in vantaggio magari, e quindi va bene, poi a parte quando è entrato al 46, ma Unas ha le capacità tecniche veramente di potersi scartare tutta la Serie A, niente lo può fermare, è solo una questione di testa, devi entrare senza quella presunzione. Spalletti dice una cosa importantissima, ragazzi, dice: io ero scarso, ero un giocatore scarso, sono un mister scarso, sono l'allenatore scarso, ma mi facevo il mazzo, non è che ci vuole il mazzo, mi facevo il mazzo, e facendomi il mazzo ho battuto squadre più forti di me e allenatori più forti di me. Io quando vedo un giocatore che ha la qualità che io non avevo da giocatore e non la mette in pratica come si deve, con lo spirito di sacrificio e con un'applicazione importante, divento una belva. Non voglio dire che questo l'abbia riferito ad Unas, perché Spalletti apprezza molto Unas, ma è una cosa che tutti i giocatori devono tenere presente. Il talento in questa squadra c'è: Politano, Lozano, Zielinski, Elmas, Unas, Insigne, Petagna, Osimhen, Fabian, c'è tanto talento. Serve adesso l'impegno, con il sacrificio che adesso si vede. Se si continua sotto questo punto di vista, con l'aiuto collettivo, con la gioia di dividersi poi i meriti, che questa era una cosa che ci diceva anche Sarri, peccato che Sarri lo diceva come era un falsone, era un finto, perché poi era tutto destinato alla propria cosa personale, altro che gioia collettiva, ma quel gruppo era gioia collettiva. Il gol di Diawara, per esempio, no? Simbolico, proprio abbiamo partecipato tutti a questo patto scudetto. Questo Napoli lo sa fare, lo può fare, bisogna mantenere la concentrazione altissima, bisogna non cedere alle provocazioni delle pressioni che ci metteranno TV, giornali, i nostri giornalisti, le notifiche Telegram. Vi siete dimenticati di lasciare il like, mi sono dimenticato io di chiedervelo. Godiamoci il percorso, perché godendoci il percorso ci stiamo vedendo delle belle partite, e il Napoli sembra non avere difetti in questo momento, se non quelle piccole cose che dobbiamo dire per cercare qualcosa. Bisogna chiuderla prima e cerchiamo di evitare un ass, però magari ha fatto un passaggio pigro. Sono piccole cose che in questo momento non hanno importanza, ma che un domani, quando magari la partita è 0-0 ed è stregata e prendi 5 pali e 3 traverse, un ass fa un passaggio pigro e io dico oi, quindi lo sto dicendo prima perché bisogna dirle prime le cose, un ass fai un passaggio meno pigro e vedrai che anche tu entrerai all'interno di questa gioia collettiva dove tutti potranno esultare e potranno dire io c'ero in questo Napoli di Spalletti che ci fa divertire. Poi aspettiamo sempre il responso del campo, perché ricordiamo che le altre squadre esistono, non mollano, sarà un campionato interessante, ma noi dobbiamo guardare anche l'Europa League, non ci sarà un momento di pausa e di respiro. Io devo riposarmi un attimo però. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ma quando mai? Si continua. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.